Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Un contributo di 400 euro per bambino. A giugno verrà approvata la dote famiglia della Regione che prevede l'abbattimento di spese per i centri estivi e le iscrizioni alle attività extracurriculari degli studenti. Un piano, afferma l'assessore Rosolén in questa intervista, per combattere la denatalità a fianco delle famiglie. Sentiamola. Mi soffermo sulla questione della legge sulla famiglia. Quando le famiglie riusciranno a usufruire di questa normativa? Guardi, noi a giugno, entro giugno, abbiamo il regolamento della dote famiglia approvato. La legge famiglia è un modello sicuramente a livello nazionale, lo è per tutte le regioni che in questo momento stanno guardando all'esperienza del Friuli Venezia Giulia, ma io ricordo sempre che a fianco a quello che verrà messo in atto da giugno con la dote famiglia, in realtà noi abbiamo lavorato su tutta una serie di pacchetti che vanno ad affrontare il tema della denatalità e il tema dell'attrattività, legata sicuramente alle persone da attrarre a lavorare sul nostro territorio, legata sicuramente alla dote scuola, a tutto il percorso del diritto allo studio garantito con i contributi regionali, a un tema che riguarda di nuovo il lavoro, ossia l'attenzione che diamo a tutte le aziende che si impegnano in percorsi di welfare aziendali legati in maniera particolare a tutti i temi della conciliazione, che poi si agganciano ad altri temi del lavoro con gli incentivi alle aziende sull'assunzione delle donne. Dove lo stato sociale è più forte, lì le donne lavorano e lì le famiglie crescono. Nessun caso Federica, nessuna esclusione. La mancata partecipazione del governatore del Friuli Venezia Giulia al tour organizzato dalla Lega in 20 tappe tra le regioni italiane, una sorta di congresso diffuso di cui si è parlato oggi anche sui quotidiani nazionali, non è un segnale politico. Semplicemente, fanno sapere fonti vicine al Presidente, nel panel dedicato all'autonomia parlano i governatori del Veneto Zaia e della Lombardia Fontana, perché sono le due regioni che stanno affrontando il percorso referendum autonomia. Oltre 60 sindaci chiedono all'ufficio scolastico regionale di fare ogni sforzo per informare e stimolare gli istituti scolastici ad avvalersi delle norme di salvaguardia dei diritti delle minoranze linguistiche che permettono di ridurre il numero minimo di allievi necessari a comporre le classi. Lo fanno con una lettera predisposta dal Presidente dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana Marcus Marmaire e rivolta alla dirigente dell'Istituto Scolastico Regionale Daniela Beltrame, dove i primi cittadini ricordano che le disposizioni consentono di derogare dal tetto di 15 allievi per classe, riducendo questo numero a 10, e offrono la possibilità a molte scuole friulane di tenere aperti plessi altrimenti destinati alla chiusura, con benefici per le tutele dell'occupazione del personale, ma soprattutto per le identità dei piccoli paesi dove la scuola è un fondamentale presidio di comunità. Voltiamo pagina. La partnership tra pubblico e privato che ha dato vita all'EMBA, il corso di alta formazione per imprenditori, è un valore aggiunto per il territorio. Ne sono convinti il presidente di Confindustria Udine Gianpietro Benedetti, la vice Anna Mareschi Danieli e il rettore dell'Università degli Studi di Udine Roberto Pinton. È una partnership tra l'università e il mondo del fare, cosa che prima succedeva raramente o addirittura non succedeva, ma non solo, ha un valore aggiunto ulteriore perché è tailor-made, come si dice, o tagliata sartoriale alle esigenze del territorio. Non occorre essere laureati e quindi un manager che è arrivato a essere manager, un imprenditore che è arrivato a essere imprenditore senza essere laureato può avere accesso a questa formazione, chiamiamola più completa, che lo aiuta non poco a gestire quello che sta intraprendendo. E quello che fa la differenza, oltre al fatto che è plasmato sulle esigenze dei corsisti, è il fatto che è accessibile, perché ha un costo, grazie alla sinergia Confindustria-Università, che è decisamente calmierato, 2 volte e mezza meno di quello che è un corso executive di un'università privata, e poi, come giustamente diceva il Presidente, è aperto ai non laureati. Siamo arrivati a 8 classi in 3 anni,
Oggi ne masterizziamo 3 per 62 candidati che hanno avuto anche, credo, delle grandissime opportunità anche di condivisione delle proprie esperienze. Ed è interessante perché magari ci sono anche persone che nel, diciamo, ambito lavorativo sono competitors, ma qui hanno trovato motivi di comunanza. Non ci sarà una guerra nucleare, ne è convinto Paolo Mieri, intervenuto proprio al convegno ieri sera, presentando il suo ultimo libro, Il Tribunale della Storia. Sentiamolo. Proverò a vedere se il Tribunale della Storia già adesso è in grado di giudicare la guerra in Ucraina. È ancora presto, però alcuni elementi per vedere cosa è successo, per capire meglio, per inquadrarla, ci sono, e quindi siamo pronti per il Tribunale della Storia. Si rischia secondo lei una guerra nucleare? No, non si rischia, anzi io sono convinto che proprio in questi giorni si vada verso una tregua e poi qualcosa che assomiglia a una pace, e quindi quei rischi si sono corsi ma adesso sono scongiurati. Noi quando pensiamo alle sanzioni dobbiamo pensare che le sanzioni sono state un'alternativa a mandare dei nostri militari, come abbiamo sempre fatto negli ultimi 70 anni. Questa è una terra di alpini, adesso ci fa un gran parlare, no, su queste petizioni, contropetizioni, sulle molestie, sul valore, le tradizioni magari si sono perse. Oggi ce ne accorgiamo perché abbiamo una sensibilità più affinata. Il grave di questa manifestazione non è che ci siano stati gli episodi che tutti conoscono, ma che venissero esibiti i cartelli di cui non starò a ripetere il contenuto, senza che nessuno capisse che i tempi sono cambiati, e stupisce che gli stati maggiori, le persone più responsabili che erano a quella manifestazione non abbiano guardato in alto, visto quei cartelli e detto bastava un piccolo segnale e tutti avrebbero capito. Parliamo di economia, è stato approvato oggi dall'Assemblea dei Soci il bilancio 2021 della società cooperativa Ideal Service, una delle grandi realtà nazionali di riferimento nel settore dei servizi ambientali e del facility management, con oltre 27 sedi, che si è chiuso al 31 dicembre dello scorso anno con un utile netto di 4,5 milioni di euro a fronte di un valore della produzione pari a quasi 148 milioni di euro. L'obiettivo per il prossimo triennio è superare i 200 milioni di fatturato. La cronaca, un casone è stato distrutto dalle fiamme questa mattina nella laguna tra Grado e Marano Lagunare. Alle 9:30 i pompieri del distaccamento di Monfalcone, con il supporto della squadra del distaccamento di Lignano, sono intervenuti per l'incendio scoppiato su un isolotto. I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo del rogo con i mezzi nautici, hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando l'acqua della laguna che veniva aspirata dalle motopompe caricate sulle imbarcazioni. Le operazioni di spegnimento sono state rese più difficoltose e pericolose dalla presenza di un impianto fotovoltaico sul tetto del capanno e dalla presenza di alcune bombole di GPL. Le cause dell'incendio, che fortunatamente non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. Il capo di gabinetto della Questura, Andrea Locati, lascia la sede di Udine. Il Consiglio di amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato l'ha infatti promosso alla qualifica di primo dirigente. Dal lunedì 16 maggio Locati assumerà quindi l'incarico di capo di gabinetto della Questura di Venezia. E ora voltiamo pagina. Residenti di Villa Primavera in rivolta contro la bretella tra Campoformide e Pasen di Prato, il senso unico di Via Lignano, raccolte in poche ore 200 firme con una petizione. Signor Polo, voi dite di no a 2 opere, esattamente quali? Allora, innanzitutto la petizione popolare dice no alla bretella di collegamento tra via Campoformido e via Marano con il nodo di via Santa Caterina e via delle Mimose, con annessi lavori vari, circa un parcheggio, che prevedono un parcheggio, eccetera. E no all'eventuale senso unico di marcia in via Lignano, assolutamente no. Perché? Perché ci creerebbe un disagio a tutti gli abitanti di Villa Primavera, che per rientrare da Udine dovrebbero allungare la strada di 3 chilometri, quindi dovrebbero scendere, fare tutta la strada fino alla rotonda sotto la ferrovia e poi prendere questa famosa nuova bretella e rientrare a Villa Primavera in pratica, e tutta questa zona qui.
Però c'è quel famoso sovrappasso, no, sulla ferrovia, per cui si crea una strettoia, quello lì va mantenuto? No, quello va mantenuto perché non si può fare altrimenti. Avete parlato con le due amministrazioni, Presidente di Prato e Campobasso? Certo. Cosa abbiamo detto? Abbiamo avuto una riunione, cioè hanno convocato una riunione qui a Basaldella, presente il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, dove ci hanno illustrato il progetto e siccome non è stata pubblicizzata proprio per niente o poco, eravamo poche persone e tutte contrarie. Roberto Civaschi, presidente del Circolo della Morra, esprime soddisfazione per il bilancio dei primi 40 anni di attività, sottolinea la speranza di poter giocare nei locali pubblici la prossima estate. 8, 6, 4. I soci oggi sono 58, che è già un bel numero, non vorremmo crescere di più, che vogliamo fare le cose bene, abbiamo un'infinità di richieste di ingresso, però cerchiamo di centellinare, non per tirarsela, però quando facciamo un torneo dobbiamo fare felici tutti quanti e servirli come Dio comanda. I giovani stanno riscoprendo questa disciplina che è un gioco molto intelligente, soprattutto a me è sempre dispiaciuto sentir dire che è un gioco da ubriaconi, da osteria, è falsissimo, perché per giocare alla Morra prima di tutto servono riflessi e soprattutto testa, coordinamento. È stata firmata praticamente in toto, è stata firmata giustamente anche perché non aveva senso di esistere un divieto dove dice che istiga alla violenza, quando benissimo negli stadi succede quello che succede, è un peccato quello, e quindi alla Morra è già più difficile vedere che alzano le mani. E come gioco d'azzardo vi dico solo quanti videopoker ci sono nei bar, quindi non serve andare oltre. Hanno fatto una buona scelta. Sperate quando di tornare a giocare nei locali pubblici? Io me lo auguro entro la fine dell'anno, diciamo la promessa è stata questa e confido in loro. 7, 4. La FIGC del Friuli Venezia Giulia ha presentato un vademecum sulle nuove modalità di funzionamento della giustizia sportiva. La guida è stata redatta dai principali avvocati che operano nel mondo della giustizia sportiva regionale. Un vademecum sulla giustizia sportiva dedicato alle società è l'ultima iniziativa formulata dalla FIGC regionale che ha presentato la nuova guida nel corso di un incontro congiunto tra avvocati e i club affiliati. C'è la necessità di informare le nostre società di quelli che sono i modi e i metodi per appunto adire alla giustizia sportiva. Abbiamo ritenuto corretto e opportuno appunto informare le società di questo nuovo modus operandi dettato dal nuovo codice di giustizia sportiva. Presente anche la consigliera federale della FIGC Stella Frasca, una delle più attive sul fronte della parità di genere nello sport. C'è bisogno di raggiungere un po' una parità a livello federale, in generale in tutte le federazioni sportive. Tenete presente che su 44 federazioni sportive solo 2 hanno 2 presidenti donna. L'impegno del mondo femminile sicuramente è aumentato in questi anni, speriamo insomma, che si possa andare avanti anche grazie al lavoro che sta facendo la Federazione Italiana Gioco Calcio con il riconoscimento del professionismo in ambito femminile. Andiamo nell'Alta Val del Torre, dove è stato inaugurato il nuovo percorso turistico delle grotte di Villanova. Un tracciato di oltre 1,5 chilometri alla scoperta delle grotte di contatto più grandi d'Europa. Le grotte di Villanova hanno aperto ufficialmente il proprio nuovo percorso turistico, grazie al quale i visitatori potranno ammirare le rocce e le stalattiti nel sottosuolo dell'Alta Val Torre attraverso un itinerario circolare. Un'inaugurazione che fa da volano alla promozione del territorio, alla vigilia del passaggio del Giro d'Italia. L'inaugurazione di oggi corona un lavoro lungo, difficile, complicato, faticoso, durato 14 anni tra progettazioni e realizzazioni. Siamo riusciti, grazie a finanziamenti regionali, a prolungare il percorso turistico all'interno della grotta, che voglio ricordare ha uno sviluppo di circa 9.300 metri. Per noi oggi
è una grande giornata, una giornata importante perché è per me personalmente il coronamento di un sogno. Un evento importante non solo per questo comune ma per tutto questo territorio e direi per tutto il Friuli Venezia Giulia, perché parliamo di una realtà che rappresenta per la nostra regione un punto di interesse che ogni anno accoglie 15.000 visitatori ma che ha una potenzialità enorme di crescita e per questo la regione ci crede e ci investe. Ad accompagnare il taglio del nastro le note dell'orchestra giovanile Filarmonici Friulani. È un ambiente suggestivo e non consono anche per un concerto di musica classica, però suggestivo con un'acustica incredibile, proprio con lo scroscio dell'acqua sotto, è veramente stato emozionante per noi essere qui la seconda volta. Successo per la prima volta di Sapori di Prolocco, aperta a pranzo nella giornata di avvio del sabato. Questa mattina a Villa Mannini i primi avventori hanno potuto gustare le 55 specialità tipiche proposte insieme a vini e birre del territorio da 22 Prolocco, trovando l'accoglienza dei tanti volontari. Domani alle 11 l'inaugurazione ufficiale con le autorità. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti, arrivederci.